L'elettorato di centrodestra ai ballottaggi è rimasto a casa. Non usa a mezzi termini il governatore del Veneto Luca Zaia dopo i risultati elettorali delle scorse ore. Da qui a dire però che l'alleanza PDL-Lega in regione sia da rivedere, dice, è fuori discussione. Ma guardi, i rimpasti li decido io, non ho nessuna intenzione di farli. La maggioranza è partita con una formazione ben chiara e definita, arriverà fino alla fine con questa formazione rispettando il patto con i veneti. Le segreterie di partito se ne stiano fuori dall'amministrazione, se qualcuno decide invece che la politica deve condizionare la regione, a casa tutti, questa è l'unica soluzione che io pongo. Chi dopo la pesante sconfitta delle comunali vorrebbe tutti a casa, ma tra i dirigenti della Lega Nord, è l'ex deputata padovana del Carroccio Paola Goisis, coscienza critica del movimento fino al punto da venirne sospesa e in attesa di ricorso. Tosi e Maroni devono dimettersi? Beh, secondo me sì. Io l'ho anche scritto, se avessero un minimo di dignità dovrebbero dimettersi, perché sicuramente certe scelte improvvide, per non usare termini più forti, sono state fatte, quali quelli di espellere 35 persone un mese prima delle elezioni e poi di continuare anche su questa strada. Io credo che siano state scelte che hanno sicuramente disorientato gli elettori. Elettori disorientati, ma capitano bene attaccato al timone della nave in tempesta, Flavio Tosi, giovedì prossimo presiederà a Padova il Consiglio nazionale della Lega Nord e dovrà dare le sue spiegazioni alla debacle. Io mi sento dirigente di una parte politica che deve prendere atto di una sconfitta. Se vogliamo riconquistare la fiducia della gente, fare quello che serve al Paese in termini di burocrazia, di spesa pubblica, di giustizia, di costo del lavoro, insomma tutto quello che serve, se lo fai riconquisti la fiducia della gente, altrimenti andremo avanti così.